La partecipazione è stata al di sopra delle aspettative. L'eco internazionale, se è vero che della marcia dei carretti della spesa, il corteo di centinaia di residenti del centro storico contro una Venezia sempre meno vivibile e schiacciata dal turismo di massa, si è occupato persino il prestigioso quotidiano inglese The Times. Che l'eco della manifestazione sia arrivato fino a Londra ha però un'importanza relativa per gli organizzatori, visto che i destinatari della manifestazione sono altri. Il primo si trova al 4136 di San Marco e il comune di Venezia, e proprio da Cafarsetti sono arrivati i primi segnali di apertura. Dallo staff del sindaco ci sono arrivate delle notizie di interesse e noi siamo assolutamente trasversali, vogliamo rapportarci con le istituzioni cittadine, ci siamo, vogliamo confrontarci e quindi ben venga questa manifestazione di interesse da parte delle istituzioni, speriamo che oltre alle parole seguano i fatti. Dalla protesta alla proposta, sabato ai manifestanti erano stati consegnati dei volantini nei quali segnalare i problemi più urgenti per i quali si chiedono risposte immediate alle istituzioni. La maggior parte riguardavano la casa, il diritto ad avere una casa ad un prezzo, ad un costo sostenibile, l'idea di gestire i flussi turistici soprattutto nei momenti di picco degli afflussi in città e sostegno all'artigianato locale, ai negozi di vicinato veneziani. Queste sono le cose che ritornano con maggiore enfasi. Nella lista della spesa dei veneziani poi c'è di tutto, dal numero chiuso di turisti in piazza San Marco al blocco del cambio di destinazione d'uso degli immobili, dalla lotta al moto ondoso alla diminuzione dei piccioni. Le segnalazioni raccolte, pur non avendo un valore statistico, rappresentano un primo piano di lavoro per una proposta d'azione organica e articolata. A breve avremo delle nostre nuove iniziative, noi continueremo a lavorare affinché queste idee continuino ad avere l'attenzione che meritano.